Ci troviamo presso la sede dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per cause di servizio, siamo con il Presidente, un'attività sempre al passo con i tempi, in linea con le esigenze del settore, no? Sì, grazie. Ringrazio Televideo Agrigento per la diciamo, disponibilità che ha avuto stamattina di venire qui in sede, che mi onoro di rappresentare questa benemerita associazione, categoria fatta di invalidi per servizio che rappresenta i corpi di polizia, la magistratura, che nell'adempimento del proprio dovere sono morti in servizio. Ho l'onore e il piacere di avere stamattina qua il nostro grande giovane, ti chiamo giovane perché sei giovane, Vincenzo Chiapparo della Security Manager, che rappresenta la KSM Agrigento e la sua provincia, che spiegherà un po' alcune novità per quanto concerne la sicurezza. Vincenzo Chiapparo, Security Manager, ecco, ci può anticipare una notizia che entrerà in vigore dall'1 febbraio 2019? Sì, praticamente è da tempo che si contrabbatte con gli organi competenti diciamo, per intraprendere delle migliorie, tant'è vero che la mia tesi riguardo la mia figura di security manager è stata proprio impostata nelle migliorie della vigilanza privata. Una di queste è stata accolta dal Ministero. Il mio relatore all'università è stato Vincenzo Acunzo, che è il capo del coordinatore operativo della vigilanza privata in Italia. Infatti siamo molto contenti che dall'1 febbraio 2019 sarà attivo il database nazionale dove saranno inclusi tutti gli operatori della sicurezza privata. Quindi sarà come un albo professionale dove gli organi competenti, quindi l'organo concedente all'autorizzazione nel decreto prefettizio della GPG, della Guardia Particolare Giurata, sarà monitorato diciamo, dalle questure e dalle prefetture, quindi l'operatore della sicurezza a livello ministero è registrato in un database nazionale, sarà attivo come dicevo dall'1 febbraio 2019.